Il formaggio Asiago DOP cambia disciplinare e rafforza ancor di più il legame col territorio d'origine, che comprende le province di Vicenza e Trento e parte di quelle di Padova e Treviso. Il protocollo entrerà in vigore l'8 ottobre. L'alimentazione delle bovine sarà solo con foraggio proveniente dalla zona geografica della DOP, ricca di essenze vegetali autoctone, escludendo quindi l'uso del cotone. E rifacendosi alla tradizione più antica dell'altopiano di Asiago, il disciplinare prevede la possibilità di impiego del caglio vegetale in alternativa a quello bovino. Viene totalmente eliminato l'uso dell'isozima e si introducono novità per le stagionature. Nasce Asiago DOP fresco riserva di 40 giorni e oltre, mentre per lo stagionato si allunga il tempo di stagionatura minima a 90 giorni. Si precisano anche le altre tipologie: mezzano da 4 a 10 mesi, vecchio da 10 a 15, stravecchio oltre i 15 mesi.